Giuseppe, ti aspetto qui. Buonasera a tutti. Qualche parola la dico anch'io, anche se siamo un po' in ritardo sulla scaletta. Ma permettetemi, perché la gioia è grande di essere qui in mezzo a voi, vedervi numerosi. C'è anche un appuntamento elettorale europeo. Queste elezioni qui per questa regione, con la coincidenza delle elezioni europee, scandiscono un passaggio importante, decisivo. Siamo a un bivio. Io vorrei che tutti ne abbiate consapevolezza. È un bivio perché, vedete, mai come in questo momento le elezioni in Europa intervengono in un momento di transizione, momento in cui bisogna prendere delle scelte e queste scelte devono essere radicali. Non c'è da tergiversare e soprattutto non c'è da rimanere a casa, perché dopo 2 anni di guerra, primo punto, dopo 2 anni di guerra voi dovete andare a votare e scegliere, dire voi cosa volete. Se volete la guerra, che già ci hanno proposto, 2 anni di strategia militare nel conflitto russo-ucraino, escalation militare, invio ad oltranza di armi. Ci hanno detto che la vittoria militare sulla Russia era a portata di mano. Giorgia Meloni ha scommesso, parole testuali, scommetto sulla vittoria militare sulla Russia. Ci hanno detto che avremmo provocato con le nostre sanzioni il crollo dell'economia russa. L'economia russa è più florida di noi, dell'Europa. Ci hanno detto, no, non applaudite, perché non era questo l'obiettivo. Noi condanniamo l'aggressione della Russia, attenzione, però ci hanno detto, hanno fatto tutta una serie di previsioni, ce l'hanno pompate e alimentate con un sistema mediatico che ha sostenuto come unica soluzione questa prospettiva, questa strategia. Ci hanno finanche detto che era prossimo un cambio di regime a Mosca. Ci hanno detto, vi ricordate, che Putin era malato, sembrava che stesse morendo da un momento all'altro. Tutto questo si è rivelato fallimentare. Noi avevamo detto un'altra cosa. Avevo detto condanniamo pure questa aggressione con forza, sanzioni, tutto quello che volete, ma investiamo subito sul negoziato di pace, perché non puoi accettare la logica di un'escalation militare con una potenza nucleare che ha 6.000 testate nucleari. Cosa è successo di concreto? È successo che siamo partiti con i giubbotti antiproiettile, siamo partiti con i fucili, con i mitra, carri armati, adesso siamo ai missili di lunga gittata, possono colpire nel territorio russo sino a Mosca, aerei e ovviamente chi non ha peli sulla lingua, chi parla paradossalmente senza ipocrisie, Macron ha posto il problema, dovremo mandare anche truppe perché in Ucraina mancano le truppe. E allora dovete scegliere. Continuiamo su questa escalation? Manderemo truppe. Non vi fate prendere in giro, non ci facciamo prendere in giro, perché l'escalation significa accettare il rischio di un incidente nucleare, di uno scontro nucleare. Continuare su questa logica. E invece l'alternativa noi l'avevamo posta. Investiamo le nostre risorse, le nostre energie con sforzi diplomatici. Non è facile? E chi ha detto che è facile? Volete la resa? Chi ha detto che vogliamo la resa? Però noi siamo consapevoli che nella storia il trattato di pace
lo fai non con gli alleati, devi parlare col tuo nemico, devi avere un tavolo negoziale da portare avanti, con fatica, con durezza, con abilità, con capacità, con determinazione. È l'unica via d'uscita. Dovete decidere. Nel nostro simbolo alle europee troverete la parola pace. Non è qualcosa di messo lì, così appiccicato per prendere un voto, come ci raccontano, ci insultano dalla mattina alla sera. Semplicemente perché non accettiamo i diktat di Washington, di Londra, e sanno benissimo che se ci darete tanti voti, i nostri europarlamentari saranno in Europa costruttori di pace. Per 5 anni ogni voto, ogni risoluzione, ogni iniziativa politica sarà determinata per impostare una svolta per negoziati di pace. È per questo che ci temono. Lo stesso vale per Gaza. Io mi vergogno di essere rappresentato da un governo che per 2 volte all'Assemblea delle Nazioni Unite, di fronte a una risoluzione che conteneva e invocava il cessate il fuoco, si è astenuto. Questa è un'Italia che non mi rappresenta, è un governo che non mi rappresenta. Abbiamo tutti condannato il 7 ottobre l'attacco atroce di Hamas. Tutti invochiamo la liberazione degli ostaggi. Ma se è un vigliacco, se non condanni duramente questa strategia militare del governo Netanyahu, ha prodotto 35.000 vittime civili palestinesi, per la maggior parte donne e bambini. E la nostra Giorgia Meloni che fa? Cosa ha fatto? Cosa ha detto? Stava a proteggere un governo di destra, anzi di ultradestra, con ignominia per il nostro onore, per la nostra storia, la storia dell'Italia, per i nostri valori costituzionali. Punto 2. Se voterete i nostri europarlamentari, si batteranno per 5 anni, sempre, costantemente, contro la corruzione, contro ogni forma di malaffare, contro ogni forma di contaminazione tra politica e affari. Avete visto cosa sta succedendo? Cosa è successo qui a Torino? Cosa sta succedendo in Liguria, Puglia, Sicilia e dappertutto? Ormai c'è una degenerazione dei partiti che per conquistare qualche voto arrivano finanche a pagare. Io giro l'Italia, ormai è qualche anno, voi sapete che ormai sono a tempo pieno dedito all'impegno politico. Non sapete quante elezioni amministrative sto seguendo da nord a sud. Ormai c'è un tariffario, una vergogna. Un voto, l'acquisto, la compravendita di un voto costa 10-20 euro, in alcuni contesti 50 euro e anche di più. E non si contano i casi di corruzione, di infiltrazione mafiosa. Avete visto anche in Europa il Qatar Gate? Abbiamo visto bustoni di banconote, 1,5 milioni in banconote, in sacchi, racchiuse in sacchi di plastica. Ma a voi sta bene questa storia? Per voi questa è la politica? E che fate? Ve ne state a casa? Come reagite? Rassegnati? E allora dobbiamo andare a votare. Avrete la garanzia che i nostri europarlamentari si batteranno per 5 anni contro tutto questo. L'altro giorno, ieri l'altro, hanno avuto la vergogna, i partiti di maggioranza, di bocciare, respingere una proposta di legge del Movimento 5 Stelle, la mia prima firma, sul conflitto di interessi, per prevenire il conflitto di interessi. Ma guardate che il conflitto di interessi ce l'hanno bocciata, pensate, sapete cosa c'è scritto in questa proposta di legge che hanno respinto? C'è scritto semplicemente che se sei un parlamentare,
Se sei eletto su mandato del popolo, sei pagato dallo Stato, non puoi prendere soldi da uno Stato straniero. C'è scritto che devi fare l'interesse dei cittadini che ti hanno votato e non i tuoi interessi, non puoi fare affari. Terzo punto. Fate attenzione, perché questo terzo punto può apparire più complesso e cercano di confonderci qui. Stanno dicendo che la transizione ecologica, la lotta ai cambiamenti climatici è una transizione ideologica. Vi stanno facendo credere che vi vogliamo costringere a cambiare l'auto, a prendere quella elettrica che costa di più. È vero che molti avete capito questo? Nulla, non è vero. Anche la direttiva europea, quella non dice che dovete cambiare l'auto, neppure nel 2035, dice un'altra cosa. Dal 2035 in tutta Europa dovranno essere costruite solo auto elettriche. C'è tutto il tempo per una riconversione industriale. Voi vi potete tenere la vostra auto, ma non è questo il punto. Noi dobbiamo continuare su questo percorso, continuare a operare la rigenerazione urbana, continuare a efficientare i nostri edifici, dobbiamo farlo in modo sostenibile, dobbiamo tagliare le emissioni di CO2 dappertutto, dobbiamo piantare alberi, creare polmoni verdi, dobbiamo assolutamente tagliare il costo anche delle bollette. E questa è la strada, però per evitare che questa transizione, con tutti i processi industriali che comporta, possa creare un problema sulle imprese e abbia un costo su voi cittadini, c'è da fare solo una cosa: c'è da creare un piano straordinario a livello europeo di finanziamento, basato sul debito pubblico comune. Abbiamo dimostrato che si può fare. Nel momento più duro della pandemia abbiamo portato 209 miliardi, creando una svolta in Europa. Cosa ha portato Giorgia Meloni in Italia? Cosa ha portato? Assolutamente nulla. Noi abbiamo portato 209 miliardi. Lei ha portato un pacco di stabilità che ci obbligherà a tagliare ogni anno 13 miliardi. E l'ha approvato lei e Giorgetti. Lo hanno approvato, anche questa è stata un'operazione di grande vigliaccheria. Hanno detto ma è il miglior compromesso possibile, però dopo i loro parlamentari in Europa non hanno avuto il coraggio di approvarlo. L'Europarlamento si sono astenuti semplicemente perché adesso c'è la campagna elettorale europea. Quando finirà questa campagna elettorale europea ci faranno votare 8 e 9 giugno. Un attimo dopo inizieranno a impostare una manovra finanziaria, lacrime e sangue. Ricordatevi di quello che vi dico. Dopo che avrete votato, dopo la X, noi dobbiamo, se voterete i nostri europarlamentari che sono in lista, uno qualunque, dal primo all'ultimo, saranno per 5 anni devoti a perseguire la transizione ecologica con un piano straordinario finanziario. Oggi in Europa la transizione ecologica sta morendo sotto l'impulso di Giorgia Meloni, dei partiti conservatori, dei leader più pavidi. Sapete che cosa stanno realizzando? La stanno sostituendo con la transizione militare. Ormai tutti i finanziamenti sono per più armi, più investimenti militari. Ormai è partita la macchina dei comparti della difesa, delle industrie belliche. In Europa tutto votato a riarmo. Dobbiamo dire no a questa transizione militare. Vogliamo la transizione ecologica, intelligente, utile per tutti, a beneficio di tutti. Quarto, se voterete i nostri europarlamentari, combatteranno la logica dell'austerity,
quella che ci ha portato la Meloni, quando ha accettato appunto il patto di stabilità franco-tedesco. Io dico, guardate, non era facile ottenere una modifica, andava fatto subito, lo doveva fare già Draghi e doveva continuare la Meloni. Quello che io non posso accettare è questa politica pavida, vigliacca, sottomessa, che si inchina a Bruxelles come a Washington. Voi sapete per caso qual è stata la proposta alternativa dell'Italia? No, hanno rinunciato a combattere, questo è inaccettabile. Negli anni a venire avremo sulle spalle, ripeto, un taglio da 13 miliardi. Sapete dove andrà a colpire? Dove li troveranno i soldi secondo voi? Secondo voi li chiederanno alle banche? Lo sapete, no? Ci hanno provato. Hanno annunciato la tassa sugli extra profitti. C'è stata la reazione delle lobby, si sono inginocchiati, si sono genuflessi. Sapete qual è il risultato? Che ieri l'altro Giorgetti è andato al Parlamento e ha detto la norma sugli extra profitti ha dovuto ammettere, ha generato 0 euro. 0 euro. Sapete qual è il risultato? Che le banche si sono arricchite con 28 miliardi di utili straordinari solo nell'anno 2023 che si è concluso da qualche mese. 28 miliardi e qui c'è gente, 5 milioni e 7 di cittadini che sono in povertà assoluta, abbiamo il record storico. Ci sono 4 milioni di cittadini che prendono buste paga da fame, lavoratrici e lavoratori. Hanno rifiutato anche il salario minimo legale. Ma io poi dico una cosa, ma tu ci prendi proprio in giro? Ma tu proprio ritieni che noi siamo proprio degli sciocchi? Se vieni da noi e dici io sono una del popolo, chiamatemi Giorgia. E che hai fatto per il popolo? Ma che hai fatto? Le accise sulla benzina, hai fatto lo spot, vi ricordate? Ferma lì alla stazione di servizio, il fisco, il lato, lo Stato, eccetera. Si è rimangiata pure quella promessa, si è rimangiato tutto. Hai messo pure, hai raddoppiato l'IVA sui pannolini e parli di natalità, sui prodotti di prima infanzia. E secondo te, qui la gente, siamo tutti sciocchi diventati che oggi... L'altro giorno fa un Consiglio dei Ministri per dire, attenzione però, attenzione, abbiamo l'anno prossimo, prima votate, l'anno prossimo avrete 100 euro tassati, quindi significa 60-65 euro, a una platea ristretta di persone. Stiamo a parlare di redditi di 9.500 euro l'anno. Allora io dico, se tu riconosci che c'è un problema di difficoltà economiche, se tu riconosci che ci sono questi cittadini, famiglie bisognose, che poi deve avere mamma, padre, se c'è un solo genitore non va bene, deve avere i figli perché se muori di fame da solo non va bene. Ma allora scusa, tu che dici? Ti darò l'anno prossimo con la Befana 100 euro tassati una volta soltanto. Ma tu ci prendi proprio in giro. Ma che ci abbiamo scritto qua? E voi voti adesso e poi si vedrà se ce li dai o se la Befana ci porterà carbone. E allora anche questo, dobbiamo avere europarlamentari compatti chiari, obiettivi certi. Quinto punto, quinto impegno. I nostri parlamentari si batteranno per tutelare i vostri diritti. Voi avete diritto a prestazioni sanitarie adeguate. Avete visto qui? Cirio sta proponendo che cosa? I pronto soccorso privati. Sapete che cosa significa? Non vedono l'ora questo centrodestra per alimentare e finanziare la sanità privata. Qui la sanità è stata sfasciata da decenni di governo. Bisogna puntare sulla sanità pubblica. Attenzione però, quando io dico puntare sulla sanità pubblica per il Movimento 5 Stelle, non significa che il Movimento 5 Stelle va a nominare
nei posti nevralgici della sanità gli amici degli amici, assumendo le ASL, gli ospedali come strutture per avere consenso politico. Quando voi andate per una prestazione sanitaria, un esame diagnostico, voi avete diritto, non è un favore che vi viene fatto. Qui si scambiano i diritti per favori, per cortesie personali, perché riempiono tutte le strutture pubbliche di persone fedeli, amici. Fuori la politica dalla sanità, destra e sinistra. E poi tutelare i diritti, e finisco, significa anche recuperare questo divario. Divario, io dico perché? Perché a parità di mansioni, a parità di livello, una donna deve essere pagata 10%, 20, 25% meno di un uomo. Perché una donna, quando fa un colloquio di lavoro, deve sentirsi la domanda: ma lei vuole fare figli? Ma è un diritto da tenere nella sfera privata. A te, datore di lavoro, non ti deve riguardare, giusto? Allora, gli altri chiedono voti e vi dicono in sostanza: non vi preoccupate, poi faremo noi in Europa. Con noi patti chiari, amicizia spero lunghissima. 5 punti, 5 obiettivi, il programma nostro è molto più articolato, ma questi 5 obiettivi sintetizzano bene l'impegno che ciascun europarlamentare prenderà. Se ci aiutate ad arrivare in massa, vi garantisco, noi non guardiamo in faccia a nessuno, ci riconoscete almeno il coraggio, sì? Oh, vi garantisco che cambieremo l'Europa! Grazie Torino! Una piccola presentazione al volo, solo ci sono qui alcuni eurocandidati, forza! Gli eurocandidati, venite, venite. Siamo in ritardissimo, almeno. Ciao. Mariangela D'Azzi, eurodeputata uscente, si è comportata con onore e disciplina ed è ricandidata in questa circoscrizione. Sean Sacco, Antonella Pepe, Gaetano Pedulla, vieni da questa parte, Fabrizio Bertolami, eccolo qui. Sei anche tu? Giorgia Allario. E poi è arrivata da ultimo, non l'avevo vista prima, vieni qui, Giorgia Allario. Vieni. E sono loro che garantiranno l'attuazione di questo impegno, ci consentiranno di andare in Europa a testa alta, saranno inflessibili, radicali nel portare avanti questi obiettivi che vi ho riassunto. Aiutateci, dovete portare le persone a votare, devono capire che è un bivio della nostra storia. Devono capire che l'8 e il 9 giugno sarà una giornata meravigliosa, non si può andare al mare, in montagna, non si può andare in campagna, bisogna passare a votare. E permettetemi un ultimo saluto, abbiamo qui anche Tiziana, eccola, Tiziana Beghin, sapete perché ve la presento? Non è candidata, però è la dimostrazione di chi antepone il bene collettivo all'interesse personale.
Lei sta incrociando il doppio mandato. Si è comportata con onore e disciplina, europarlamentare uscente. Anziché andare con altre forze politiche per farsi candidare, lei rimane con noi. Grazie. Gli eurodeputati scendono, risale Sara un attimo con lei. Col Presidente, grazie. Sara, che dobbiamo fare? Tieni. Io scendo, che devo fare? Che devo fare? Presidente, devi sapere che da questa sera il Piemonte cambia musica e per cambiare musica sono venuti dei grandissimi artisti a sostenerci, a darci una mano e quindi ti tocca ballare questa sera. Vorrei chiedere a tutti gli artisti di Questo è salire un sul colpo palco. basso. È un colpo bassissimo. Inocchi, Tormento, DJ Fede qua dietro di me, Roberto Molinaro, Trevis, ma ho visto anche lì dietro Roberto Trimani, Rosario Farò. Ciao. Venite, venite. Ciao. Ragazzi, fantastici. Il mio amico Moreno che non può salire perché è infortunato ma è qua dietro, ci fa da spalla. Io voglio ringraziare tutti loro e dovete... Intanto vabbè, insomma, sono onorata di avervi qui, con alcuni di loro ho parlato le note della scienza, per non dire altro, insomma, Torme, però io devo sfruttare questa occasione per farmi un selfie con tutti loro, scusate. Quindi alzate le mani dietro. Vi voglio così. Ti scatta? Vai, Presidente, scatti tu. Ci siete? Presidente. Scatti tu, Presidente. Allora. Dietro. Alzate le mani. Oh! Aspettate. Se metto un po' di luce. Vai, fantastico, vai! Il palco è vostro, ragazzi.